Alleluia, alleluia, alleluia. O filii et filiae, Rex celestis, Rex gloriae, morte surrexit hodie. Alleluia, 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 alleluia. In hoc festo sanctissimo sit laus et jubilatio, benedicamus Domino. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, in questo santo giorno di Pasqua, preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest'acqua, con la quale saremo aspersi il ricordo del nostro battesimo. Cari parrocchiani, noi iniziamo la nostra messa di Pasqua con questo rito della espressione dell'acqua benedetta, perché il Signore, fonte della vita, che ci ha immersi nella vita nuova fin dal battesimo, ci faccia fare esperienza di risurrezione in questi giorni così difficili, ma che non tolgono spazio alla speranza. Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Dio Onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo, che nel ricordo dell'opera mirabile della nostra creazione e di quella ancora più ammirabile della nostra salvezza, a te si rivolge. Degnati di benedire quest'acqua, che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravvive in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vidi aquam egredientem a latere dextro. Alleluia. A latere dextro. Alleluia, alleluia. Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Victime Pascali laudessimole Christiani, Agnus redemitovs, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam, scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. 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 Cristo nostra Pasqua è stato immolato, facciamo festa nel Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Speranzosi, non magari a breve, però comunque speranzosi di poter rivedere questa chiesa di Villanova, frequentata anche durante le Sante Messe dai propri parrocchiani. Noi insieme, in questa modalità insolita per la nostra tradizione cristiana, celebriamo comunque la Pasqua, Pasqua di risurrezione e di speranza,
Pasqua naturalmente che vuole portare luce in situazioni in cui sembra più che altro esserci, se non le tenebre, comunque un grigiore, un crepuscolo, qualcosa che annebbia la nostra vita quotidiana. Usiamo pure tutte queste immagini diverse, ma che vogliono esprimere la stessa cosa. Abbiamo ascoltato un Vangelo in cui vita e morte si incrociano e vince la prima, in cui ci sono le attese sminuite, non realizzate dei discepoli, che però di fronte alla novità della risurrezione diventano diverse e più grandi di quelle di prima. Noi di fronte alla realtà quotidiana possiamo avere oggi delle attese molto ridotte in questo giorno di Pasqua, così strano, così anche sottoposto a diversi limiti, nel quale magari non abbiamo la gioia delle Pasque passate di un ritrovarci insieme con tanta gente. Eppure l'annuncio di Pasqua arriva anche qui, in questa situazione di privazione. Noi siamo invitati a correre al sepolcro delle nostre delusioni e naturalmente di trovarlo vuoto, perché è una risposta a quella che ci arriva dal giorno di Pasqua che ci rincuora. Cristo che vince la morte, quel giorno di tanti anni fa, non è che ci dica è un evento del passato. Il risorto è attivo oggi ed è dalla nostra parte e noi dobbiamo ricordarci questo il giorno di Pasqua ed essere come quel discepolo che arriva per primo, che vede e crede, perché il suo rapporto con Cristo è sempre stato alimentato da una grande profondità di attenzione, contemplazione, amicizia e amore. E questo naturalmente comporta per lui vedere le cose con l'occhio della fede e vedere la presenza di Cristo risorto. Lui già crede prima di vederlo risorto. Beati quei discepoli che fanno l'esperienza diretta della risurrezione di Cristo, come gli ha cambiato la vita, da paurosi, timorosi come persone normali come noi, di fare la stessa fine di un maestro morto crocifisso in maniera infamante, diventano missionari intrepidi che sfidano ogni giorno la morte. E nessuno può spiegarsi questo cambiamento repentino e immediato nella loro persona, perché se non avessero incontrato il Signore risorto, non si spiega la loro disponibilità a perdere tutto. Non solo la morte può essere qualcosa che li può colpire in ogni momento della loro predicazione, ma anche la loro fama, la loro reputazione, l'onore delle proprie famiglie, essere considerati dei pazzi. Perché correre questo rischio? Perché hanno visto che quello che rischiano di perdere non è nulla con quello che sicuramente guadagneranno. Questo Signore li associa a dei beni più grandi, alla pienezza della vita. La forza della risurrezione investirà anche loro. E naturalmente vedere questo cambiamento nelle loro persone, che non è qualcosa che dura un attimo, è qualcosa che durerà tutta la loro vita, è un qualcosa che raggiungerà altre generazioni cristiane, è qualcosa che a un certo punto aiuta noi a fare un passaggio, non solo a credere che Cristo sia risorto, ma ci aiuta a vivere tutto come persone che hanno dentro lo spirito di vita del risorto. Il dono dello Spirito della risurrezione e dello Spirito Santo che noi abbiamo ricevuto fin dal battesimo continua a irradiare e scaldare ogni nostra giornata, ad aiutarci ad affrontare tutti i periodi della nostra vita, soprattutto questo. Ed è molto più facile affrontare queste giornate con l'aiuto di Dio, Lui che comunica a noi la sua passione per l'uomo, per la donna, per tutta l'umanità, tutto il suo affetto, ci aiuta ancora di più a essere persone che amano la vita, sia la nostra sia quella degli altri, e insieme camminare. Noi abbiamo bisogno della Pasqua della Risurrezione, perché questo Cristo continuamente presente in mezzo a noi e dentro di noi, nel cuore, nella vita, nella mente,
ci aiuta a essere persone che sanno reagire a tutto e sanno anche poi ogni cosa che attraversano come esperienza prenderne quello che può risultare utile dopo che questa cosa è passata. E noi allora chiediamo al Signore che questa cosa, che questo periodo, che questa pandemia passi presto, perché umanamente parlando non ne possiamo più. E proprio perché siamo in confidenza con Dio e sappiamo che Lui prende le nostre preghiere da noi, così come siamo, con quello che abbiamo dentro, glielo diciamo proprio in maniera filiale: Signore, tu che sei Padre, Gesù Cristo, tu che sei fratello, Spirito Santo, tu che sei nostro amico, per favore chiediamo all'unico Dio che ci liberi da questa situazione. Poi, nel frattempo, che ci aiuti a viverla, a superarla dentro di noi per agire nel modo opportuno, ma chiediamo che questo periodo duri il meno possibile. Naturalmente, dopo che sarà passato, chiediamo alcuni doni. Primo, l'umiltà. Signore, l'umiltà è una parola bella, ci aiuta a essere realisti, a imparare, comprendere, ricordare come siamo fragili e che quindi la vita va rispettata e amata anche quando torneremo ai ritmi normali, quando vedremo, ma quando torneremo alla normalità della vita, aiutaci, Signore, ad amare la vita con umiltà, con equilibrio, con saggezza, perché ci sono altre forme che vanno contro la vita, che prima dell'epidemia di questo coronavirus più di tanto non davano nell'occhio, ma erano nocive, ci facevano del male, sia per la vita personale sia per la vita degli altri. L'umiltà ci aiuta a essere saggi, ricordandoci la nostra fragilità e il dono prezioso della vita. Chiediamo un altro dono: solidarietà. Tante sono le persone che hanno fatto e continuano a fare qualcosa per altri, persone che hanno donato non solo tempo, non solo aiuto morale importantissimi, ma anche aiuto materiale, tanti. Ci sono sicuramente segni di insofferenza che vediamo in giro, ma è tanta la solidarietà. Quando torneremo alla normalità, che questa solidarietà continui, Signore, e allora ci avremo guadagnato nella qualità delle nostre relazioni, soprattutto a partire dai più vicini, da quelli con i quali coabitiamo, dalle persone della nostra famiglia, dalle persone con le quali condividiamo esperienze quotidiane fuori casa. Un altro ultimo dono che ti chiediamo, Signore, è la responsabilità, questo senso di responsabilità che sia oggi presente, ma soprattutto continui domani, che non è solo rispettare le regole, il senso della responsabilità, e chiedermi: io cosa posso fare? Noi, la base, per dare anche a chi ci governa, a chi ha responsabilità anche locali, i giusti messaggi, anche magari in maniera convinta, se serve anche forte, per aiutare dal basso a fare le scelte giuste, per pian piano, e speriamo non troppo piano, riprendere la vita normale riguardo le scelte nella vita sociale, per la nostra socialità quotidiana, riguardo le scelte nell'economia. Signore, sono affari di tutti. Tante volte protestiamo, ma deleghiamo. Questo sicuramente tu ci insegni non va bene, perché la carità inizia anche da questo condividere nei rispettivi ruoli, nelle rispettive responsabilità, questo sforzo, questa fatica, che però anche darà frutti meravigliosi del risollevarci insieme. Che il Cristo risorto ci aiuti oggi e ci aiuti a crescere anche in prospettiva di un domani, il domani della rinascita, che speriamo molto più vicino di quello che magari immaginiamo oggi. Che Dio ci aiuti e che la Pasqua di Risurrezione ci dia speranza e forza. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in questo giorno santissimo in cui la potenza dello Spirito Santo ci crea come uomini nuovi, a immagine del Signore risorto, e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime, perché la gioia della Pasqua si estenda nel mondo intero. Diciamo insieme: per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, perché abbia sempre più viva coscienza di essere la comunità pasquale, generata dal Cristo, umiliato sulla croce e glorificato nella risurrezione, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, perché nell'aspersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato di Cristo, rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per l'umanità intera, perché si diffonda nel mondo il lieto annunzio che in Cristo si è fatta pace fra l'uomo e Dio, l'uomo e se stesso, l'uomo e i suoi fratelli, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità l'evento pasquale e si condivida il dono del Signore con la festosa ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno, nell'attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concede a ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere, con la fede di chi nel battesimo si sente risorto, per Cristo nostro Signore. Amen. Exultate Deo adiutori nostro, adiutori nostro, jubilate Deo Jacob, jubilate Deo Jacob, sumite psalmum et date tympanum, sumite psalmum et date tympanum, tympanum salterium iucundum cum citara, salterium iucundum cum citara, mucinate in neomenia tuba,
tua, insigni die, solemnitatis vestre, insigni die, solemnitatis vestre. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, o gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Ida e Annalisa, Silvia e Gianni Dreon, Attilio Galasso e Donato Geromin, Enrico Infanti, Nadia Casolin, Giorgio Pittana, Antonio, Giannino Barbisan, Giannino Drigo, Anna Furlan e Regina Cruarì, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale, per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor, e vinta ormai la morte, la vita regnerà. Alleluia, la vita regnerà. Il Cristo che risorto ci rende amici suoi, soffrendo sulla croce per lui ci conquistò. Alleluia, per lui ci conquistò. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesoribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Anche a nome di Don Luca, il rinnovo degli auguri di Pasqua per tutte le persone che stanno seguendo questa Santa Messa attraverso il servizio dei nostri volontari e di Media 24. L'augurio è esteso a tutte le 5 parrocchie di Villanova, Giussago, Lugugnana Marina, Castello, Brussa e anche alle parrocchie che sono le parrocchie e le comunità di altra gente che comunque ci sta seguendo da altre parti in questa nostra celebrazione. Chiediamo al Signore proprio consolazione, pace e forza in questo giorno di Pasqua. Un ringraziamento a tutti quei parrocchiani di queste 5 comunità che durante tutto l'anno aiutano le nostre 5 comunità. E naturalmente anche un saluto a tutta l'unità pastorale di Fossalta di Portoguaro. Invochiamo su tutti noi la benedizione del Signore.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chiniamo il capo per ricevere questa benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Regina Celi letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deus.